Oggi 13 di marzo, video visita in via Catullo. Vi porterò a vedere un bilivello, siamo sui 300 metri, terrazze e via dicendo. Sarà un video molto lungo, quindi se volete la versione breve andate semplicemente sul nostro sito, troverete il video di presentazione e il tour 3D. Se volete capire tutto, stick with me e vi porto a vedere questo posto. Incrocio con via Fabio Severo e si sale su per via Catullo. A questo punto qui, invece di proseguire a sinistra, andate dritti ed entrate nella Baia della Tranquillità, strada privata. Allora, qui si accede alla Baia della Tranquillità. L'appartamento che andiamo a vedere sarà lassù. Potenzialmente ci sono delle scale che possono farvi risparmiare un po' di strada. Se andate dritti qua trovate dei posti auto per gli ospiti, e se invece girate a sinistra e proseguite fino in fondo troverete il civico 7/2. Ed eccoci arrivati, palazzina anni 70. Parcheggiata la macchina ci troviamo qua di fronte al palazzo, con ingresso dei garage, ingresso dello stabile e qua le scale che portano a via Romagna. Vi porto a vedere il box. Qua senza troppi problemi ci sta un SUV o una station. In fondo lavandino e boiler. Servizio a posto per una seconda macchina. Si può fare due chiacchiere con il condominio per quel box lì, che è ad altezza particolarmente ridotta, poi in realtà ha una profondità decente. Ciao. Quarto piano. Tuffo negli anni 70 con moquette a muro. Il palazzo è del 76, ma l'appartamento è stato totalmente rinnovato. Si entra su questa zona giorno. Armadiature, profondità più che decente qui, profonde. Qua invece solo contatori, e qui nel sottoscala abbiamo piccolo mondo. Ora, terrazzo. Questa è una profondità tale per cui ci sta comodamente un tavolo da pranzo, e questa è la vista da qui giù. Poi ci sono anche terrazze al piano di sopra che vi farò vedere. Altre cose da sapere: unità dell'aria condizionata, sono degli split con queste stampe che possono essere sostituite. Tutti gli impianti sono stati rifatti, come vedete, radiatori, bagno degli ospiti bello moderno, doccia, e qua dietro gli attacchi per la lavatrice. E andiamo in cucina. La casa viene venuta così, munita di questa cucina che ha pochissimi anni. Qua c'è tutto. Questa armadiatura può restare o può andarsene, è legno, e delimita la cucina da questa stanzetta con finestra che può essere una cameretta, una lavanderia, sartoria, era in passato e si vedrà. Qua dietro invece zona caldaiona sovradimensionata, così può lavorare con maggiore efficienza energetica, nuova. E qua dietro intravediamo le scale che portano a via Romagna. Scale. Qui accediamo al secondo salotto. Abbiamo camino funzionante, decorativo. Funziona, tiraggio, non dà problemi. Se non lo si volesse si può far sparire. Ora, qua doveva e potrebbe esserci ancora l'angolo bar, se mai lo si volesse, e qua fuori invece accediamo al terrazzo, bello lungo, stretto, ma lungo. Quella è la sua via Romagna.
Qua giù abbiamo via Catullo e questo che sale è il vicolo dell'ospedale militare. Il tetto è stato sistemato dal condominio, anche questo più o meno a cavallo del Covid, quindi l'isolamento sta bene del nuovo. Giro e retro. Noi siamo entrati là dal box. Questa è la strada da fare in macchina, qua invece ci sono delle scalette che vi risparmiano parecchia fatica per poi buttarvi dritti su via Catullo. Libreria su misura che nasconde dietro delle bocche per i fan coil, barra il riscaldamento supplementare, altro terrazzino, là dietro ci sono dei collettori e qua andiamo alla zona notte. A destra uno studiolo in più, spazio per computerino, carta stampante e luce ne prende da qua su, bagnetto ospiti e le 2 camere da letto e il bagno ovviamente. Allora, qua questo disimpegno ospitava un armadione cambio stagione. Questa è la camera padronale con un'armadiatura più che decente, tutto su misura, anche qua dietro e qua dietro, aria condizionata, e qui dietro il terrazzino che dà su appunto via Romagna, che ho già menzionato 76 volte. Queste le famose scalette del condominio. Ora, seconda e ultima camera, anche questa con aria condizionata, metratura più che dignitosa. Tutto quello che vedete resta, quindi tutti gli armadi su misura, la cucina, potenzialmente resta tutto. Qua altro spazio, tutto su misura. E in ultimo il bagno. Soluzione molto interessante con la sua doccia qui, la vasca e, per non farsi mancare niente, un bello motorizzato. La questione più ricorrente che sento è quella delle camere da letto, perché venendo a vedere 300 metri quadri di appartamento catastali, di cui 250 superficie utile riscaldata da Ape, ho sentito più famiglie dire che gli mancavano camere. Quindi la soluzione più semplice che possiamo studiare a tavolino è ricavare qua e qua una bella camera da letto con la sua luce. Questo qui diventerebbe un salottino e in questa zona si può andare a creare un bello studio. Ci sono diversi progetti, diverse opzioni, è possibile ricavare 1 o 2 camere. Solo questo ambiente qui, misure nostre, canta 83 metri quadri, quindi farci saltare fuori una camera o uno studio o 2 camere, considerando anche quanta finestratura ha, di sicuro non sarà la fine del mondo. Altra buona notizia è che il proprietario concorre alla spesa per realizzare un'eventuale suddivisione fino a 10.000 euro. Che quindi possono essere o a carico suo o possono venire scontati comunque al momento dell'acquisto. Detto questo, altre informazioni importanti sono spese condominiali molto contenute perché siamo tutti autonomi. Ape è in classe D, tra l'altro di nuova classificazione, quindi ottima, oserei dire. I lavori sono stati tutti fatti pochissimi anni fa, la casa è ancora immacolata, è stata abitata per veramente poco tempo, abbiamo il tour 3D, abbiamo le chiavi, è libera. Quando volete venire a vederla siamo totalmente a disposizione. Penso che trovare 300 metri quadri in queste condizioni ottime, con un box auto a un prezzo di meno di 600.000 euro, non sia esattamente uno scherzo. Quindi siamo a vostra disposizione. Trieste Villas ci trovate in via Torino 34, a presto, via Catullo 7/2.